Nella seconda parte del 2020 abbiamo visto che nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia c'è stata una reazione da parte della piccola impresa e di alcuni settori in particolare. Noi abbiamo voluto analizzare due comparti che sono comunque rilevanti, quello della transizione ecologica e quello del turismo. CNA Veneto ha reso noti i risultati dello studio effettuato dall'Osservatorio Economia e Territorio sull'impatto del Covid-19 nell'economia territoriale, raffrontati con quelli delle principali regioni europee. Ci sono dei segnali comunque positivi e certo è che se guardiamo lo sguardo, appunto, volgiamo lo sguardo alle altre regioni europee, i dati sono un po' meno incoraggianti perché a fronte di una contrazione del PIL nostro del circa il 9% nel 2020, regioni come la Baviera ha perso solamente il 5%, quindi sostanzialmente i territori, le regioni, i paesi che in qualche modo viaggiavano più veloci rispetto a noi hanno perso meno. Un focus sulle imprese e poi sul turismo. Il turismo che cambia, il turismo che si avvicina anche nei confronti dell'estate. L'estate sarà un'estate dove ci sarà un turismo più italiano, un turismo di prossimità e allora noi dobbiamo puntare a ragionare su un fenomeno diverso di accoglienza legato più al territorio e la capacità di mettere insieme anche una permanenza maggiore nei nostri territori, per cui più qualità e meno quantità. Alla presentazione dello studio presenti anche gli assessori regionali alla formazione Donazzan e alle attività produttive Marcato, che ha evidenziato come in Italia manchino le giuste riforme, come conferma il presidente di CNA. Siamo rimasti indietro, siamo rimasti con un paese vecchio che non si è riformato proprio per le necessità del mondo moderno.